Signore e signori, buonasera, benvenuti alla 12ª giornata, 13° turno anzi del massimo campionato di Serie 1, 13° turno che coincide anche con la fine del girone d'andata. Si affrontano qua al Palazzo di Cadolfin, Bassano e Follonica, e allora andiamo con quelli che sono gli organici, i cosiddetti roster in pista per le due formazioni. Cominciamo dagli ospiti, dal Follonica, che schierano col numero 14 Giovanni Menichetti, il numero 9 Marco Pagnini, il numero 5 Davide Banini, il numero 8 Stefano Paghi, il numero 7 Federico Pagnini, il numero 4 Francesco Banini, il numero 6 Mario Rodriguez, il numero 96 David Paz, il numero 2 Serse Cabella e il portiere di scorta Gabriele Storino. Sovrintende la truppa maremmana Enrico Mariotti, coach che non ha bisogno di presentazione. Per quanto concerne invece lo stemma bassano, il numero 18 è Mauro Dalmonte, il numero 2 Riccardo Cremaschi, il numero 7 Mattia Baggio, il numero 8 Filippo Menon, il numero 17 Nicolas Barbieri, il numero 33 Michele Panizza, il numero 37 Victor Crespo, il numero 58 Andrea Scucato, il numero 74 Diogo Nesce, il numero 30 portiere di scorta De Merlo. A sovrintendere qui il coach Massimo Barbieri. La coppia arbitrale, quella composta da Filippo Fronte di Novara e Francesco Stallone di Bari. Va detto nel Bassano manca Leo De Gerone, allora andiamo invece con i cosiddetti quintetti in pista. Nel Follonica c'è Menichetti, poi il numero 96 David Paz, il numero 8 vale a dire Stefano Paghi. Adesso poi vedremo gli altri due che sono nei 5 di partenza scelti da Enrico Mariotti. Per quanto riguarda invece Bassano c'è il quintetto tradizionale, vale a dire Dalmonte tra i pali, Barbieri, Diogo Neves, Michele Panizza recuperato e il buon Victor Crespo, con Scuccato pronto con il primo cambio. Ed è proprio la manovra del Bassano che comincia a firmare il primo assalto della formazione giallorossa, mentre eravamo debitori degli altri due del quintetto di Follonica. Uno è Federico Pagnini col numero 7 e l'altro è invece il numero 6, ovviamente Mario Rodriguez, quindi anche qua quintetto qualificatissimo quello del Follonica. Ricordiamo solo che lo scorso anno l'avvento di Enrico Mariotti in panchina ha coinciso con una sorta di resurrezione, una rinascita vera e propria da parte del Follonica, che non solo ha abbandonato le secche della bassa classifica in cui si trovava un anno fa, ancora in autunno, dopo un mese di campionato, 40 giorni in situazione da zona salvezza o poco più, e invece poi è arrivato Enrico Mariotti, la squadra ha cominciato a marciare a tavoletta e non solo ha recuperato la grande in campionato centrando playoff ruggenti, ma soprattutto ha vinto la Coppa Italia, quindi un altro titolo con una squadra con diversi giocatori di qualità cresciuti diversi in casa, quindi una soddisfazione suprema per la formazione tirrenica e per Enrico Mariotti, che sta dimostrando da allenatore di valere tantissimo, prima con la Coppa Campioni, l'Eurolega conquistata in Spagna, poi con questo successo del Follonica fuori programma che vale un titolo pregiatissimo, e adesso con una squadra comunque da prime posizioni, ed è certamente a giocarsela anche con squadre più reputate. Nel frattempo il contatto non viene ravvisato dagli arbitri, una gara che per questi primi 2 minuti e 6 secondi non ha offerto sussulti, gioco molto controllato. Entrambe le formazioni hanno bisogno di punti. Voi direte che bella scoperta, no vabbè, è vero anche che si tratta di due squadre che il Follonica è reduce da una brutta sconfitta a Viareggio, che chiaramente ha lasciato il segno, mentre anche se è lì con le primissime in classifica, ben inteso, dietro le migliori c'è sicuramente il Follonica. E Bassano è in rotta prolungata, un punto nelle ultime 7, quindi necessità urgente di muovere la classifica, perché il Tiene è una sola lunghezza
è d'accordo che la salvezza era il primo obiettivo. Gran legnata da fuori di Paghi e c'è il tap-in, vediamo se viene dato buono, e viene dato sì, buono il gol dopo la stangata di Paghi, ci pare la rete in tap-in del numero 96, vale a dire David Paz, minuto 2:45, situazione anomala, di fatto la prima mezza occasione buona se l'è fatta bastare il Follonica, che ha trovato il gol con David Paz in tap-in, è andato più lesto di tutti a trovare questo 1-0 dopo la sassata in prima battuta del compagno a rimbalzo. È stato il più sollecito David Paz da falchetto d'area, davvero bravo. È una situazione che ha un po' gelato il Massana, ha gelato l'ambiente, che peraltro non è caldissimo perché la curva, non sappiamo se per scelta, ha deciso di osservare religioso silenzio, cosa mai accaduta, crediamo, vogliamo pensare, con una sorta di contestazione per gli ultimi risultati, non tanto nei confronti della squadra, probabilmente è stata una stangata, attenzione, stava per ripetersi la situazione di prima. Vediamo adesso, gran giocata, Panizza ha provato il tocco sotto misura, ha trovato Menichetti pronto a sventare, era in velocità Panizza, era difficile far meglio. Ricordiamo che Panizza è rientrato adesso, non è in piena condizione perché viene da un mese di un brutto virus influenzale con relativa recidiva che l'ha messo KO, e quindi adesso consideriamo che non è neanche un bimbo, ad agosto ne fa 43 e quindi è chiaro che è ancora Panizza all'occasione, bravo Menichetti che l'ha murato. In questo caso Michele forse avrebbe dovuto angolare maggiormente, ma qua siamo tutti fenomeni. Bravo anche Dal Monte a replicare a Paghi, se non andiamo errati. È chiaro che è una situazione un po' surreale, parlo a livello proprio ambientale, perché la curva, diciamo, sta osservando un religioso silenzio. Ci pare chiaramente l'atteggiamento inequivocabile un po' in contestazione forse con le scelte della società e stanchi un po' di una china pendente che in questo momento non conosce fine, e questo 1-0 sicuramente non aiuta a rasserenare gli animi. Bassano sta letteralmente rischiando l'osso del collo, un punto di margine non preserva da nulla, e detto proprio fuori dai denti, non siamo qua a raccontare magari di panchini in bilico, però è evidente che dopo questa gara e soprattutto dopo quella di Trissino della settimana prossima dell'Epifania verrà fatto un po' il punto della situazione anche per quanto riguarda la condizione tecnica. Tra l'altro Massimo Barbieri, coach estremamente smagato e uomo di mondo per non sapere che chiaramente i risultati poi determinano il futuro di un coach, e quindi peraltro non sono neanche previsti rinforzi nel mercato di gennaio che aprirà tra qualche giorno, è una settimana di mercato, non sono previsti in scaletta rinforzi per Bassano, quindi l'unica novità eventualmente potrebbe arrivare a gennaio inoltrato con un eventuale cambio di panchina, che però qua tutti vorrebbero scongiurare perché significherebbe 0 punti tra stasera e Trissino, e quindi l'auspicio è che in qualche maniera Bassano sappia muovere la classifica. Adesso c'è un falletto ai danni di Panizza, non viene ravvisato da Fonte, c'è un momento di qualche nuvola d'ira in pista, al momento nessun fallo è stato fischiato. Vediamo Fronte che va a confrontarsi con Panizza, poi il fallo evidentemente. Nel frattempo ci sono dei piccoli tifosi sopra di noi che non si fanno mancare epiteti coloriti nei confronti della coppia arbitrale. Diciamo che hanno fatto in fretta a crescere anche se sono piccoli. Va bene, si riparte con Follonica in possesso di sfera ed è in questo caso Pagnini a tentare la conclusione, anzi Mario Rodriguez, chiedo scusa, Diogo Neves, poi ancora
Diogo Neves anche lui è stato al centro delle trattative, nel senso che c'era qualche voce che voleva una squadra portoghese del Tomer, per la cronaca, interessata a lui già a gennaio. La società, attenzione, ci sarà probabilmente un rigore, infatti è andata a prendere solo Crespo qua, astuzia di malizia. È una situazione curiosa, nessun fallo delle due squadre, però primo rigore a favore del Bassano. Crespo se l'è preso, come dire, di mestiere, di scaltrezza, il fallo c'era, lui è andato a prenderselo. In ogni caso Crespo contro Menichetti, 6:41. Crespo contro Menichetti. Il gol! Victor Crespo, lo specialista dei piazzati, è un giocatore che quest'anno ha segnato poche gol su azione, ma raramente sbarella sui piazzati, anzi devo dire che ha percentuali al di sopra del 50%, sto andando a memoria, sui piazzati, e quindi esattamente al 6:12 il gol di Victor Crespo. Attenzione Barbieri, poi viene stoppato, sporcata la sua conclusione. Il rigore di Crespo a bollare l'1-1, quindi ricapitoliamo: 2:46 il gol di David Paz, e poi al 6:12 la rete di Crespo. Alla fine il pareggio per questi primi 7 minuti abbondanti è congruo, perché le due squadre di fatto hanno avuto un'occasione a testa, qualcosa di più il Bassano con Panizza, e quindi il pareggio direi che certifica l'andamento di questo primo segmento di gara. 1-1. Vediamo se questo gol potrebbe galvanizzare Bassano, che ha bisogno, come l'aria, di respirare, di trovare fiducia, perché la squadra magari senza Marco Iglian non sarà più quella dei primi 5 posti dell'anno scorso, ma a mio modo di vedere non è neanche da terzultimo posto, anche se poi la classifica non bleffa mai, è ben inteso. Quindi per 1000 situazioni Bassano in questa coda di graduatoria, e quindi deve tirarsi fuori con le sue mani. Follonica che riparte, c'è Mario Rodriguez, e adesso giro di pallina elaborato, prolungato da parte di Follonica, con Mario Rodriguez che di fatto è il playmaker, è il distributore di gioco, è sempre un po' l'ultimo uomo che ispira l'azione e che detta i tempi. Squadra costruita con grande giudizio, mi piace molto Follonica, soprattutto mi piace l'idea di cercare di lavorare molto sui ragazzi del dispensa di casa, lavorando anche e scegliendo stranieri funzionali al bene comune, e poi una squadra che tutto sommato è decisamente di prospettiva, con giocatori che possono solo crescere, soprattutto agli italiani. Quindi bene, molto bene, insomma, il futuro dell'hockey, se vogliono sopravvivere le società devono fare questo tipo di politica. Si riparte con Bassano in possesso di sfera, Barbieri, Diogo Neves, dovevamo ancora conto della situazione di Diogo Neves, che ha alcune sirene del Portogallo che lo allettano. La società qua è stata molto chiara, speriamo che poi mantenga anche quanto promesso, ha detto non si muove fino a fine stagione, poi ci ragioniamo un po' su, prima no, anche perché, attenzione, gran giocata, grandissima giocata, tagliare la difesa di Bassano, e Follonica avanti con il numero 96, vale a dire David Paz, giocatore che davvero ha bollato la doppietta, minuto 9:59, ma al di là della giocata di David Paz, che è stata semplicemente stellare, perché ha preso proprio di infilata in uscita il buon Dal Monte, è stata
l'azione corale, cioè due passaggi in verticale hanno fatto a fette la difesa di Bassano, e qui è stata veramente sul taglio prodigioso di David Paz, che poi nell'1 contro 1 ha fulminato in uscita sull'angolo alto Dal Monte. Allora quando si prende un gol così merita David Paz. Poi, se vogliamo, la difesa di Barbieri ha un po' dormito i sonni del giusto, ma bisogna dare innanzitutto i meriti a Follonica, che in velocità veramente ha quasi messo a sedere la retroguardia di Bassano, anche perché a difesa schierata fai più fatica a bollare. Del Bassano, che sul sistema difensivo costruisce in parte le sue fortune, ma essenzialmente per il fatto che proprio questa non è una giocata occasionale o fortuita da parte di Follonica, ma si vede che è una soluzione provata in allenamento, a cercare. I giocatori si sono trovati a memoria, anche in campo aperto hanno saputo veramente aprire, come si suol dire, il campo. Attenzione, anche questa grande Dal Monte ha evitato la terza capitolazione, che sarebbe stata dolorosissima per Bassano, ai danni di Pagnini, di Federico Pagnini. E anche questa, diciamo, una gran giocata da parte di Follonica, perché con due mosse, con due passaggi hanno veramente cambiato lato del campo, attaccando Bassano sul lato debole, nel senso che in quel caso era anche il lato meno protetto, e ha mandato l'uomo davanti al portiere. È stato bravo Dal Monte a scongiurare l'1-3, ma questo la dice lunga appunto sui movimenti offensivi voluti da Enrico Mariotti, diciamo non occasionali, e c'è il gol. E qua è invece una giocata individuale di Crespo, vedete come cambia la faccenda. Gran gol di Victor Crespo al minuto 12, e qua è una giocata individuale del giocatore che è bomber di razza. 2-2, questo è l'hockey, signori, ovvero Follonica che è andato a un passo, a un soffio dall'1-3 sventato da Mauretto Dal Monte, e poi Bassano ha trovato la giocata da dietro porta individuale di Victor Crespo, evidentemente in serata stasera, doppietta per lui e doppietta di David Paz. È una lotta interna tra i due cannonieri di serata, da una parte David Paz, dall'altra Victor Crespo, due giocatori entrambi in palla che stanno chiudendo l'anno con l'argento vivo addosso, e la reazione di Bassano è stata imponente. Chiaramente su due giocate individuali di David Paz, da premiare maggiormente, salvi i primi minuti, il gioco corale di Follonica, che ha dei movimenti mandati a memoria e soprattutto un'idea di gioco che la dice lunga, e che conferma soprattutto tutta la bontà dei numeri della classifica, perché se giochi in questa maniera, guardate il gol. Bisogna essere anche rapidi a rimbalzo, e bravissimo nella circostanza Follonica. La rete, vediamo se ci pare sia stato, adesso lo seguiamo, il ragazzo, il numero 5 appunto, è stato Davide Banini, che ha trovato il gol di giustezza da rapace dell'area, minuto 13. Dopo un minuto ha trovato il vantaggio Follonica. C'è stata una sassata da fuori, e poi a rimbalzo ancora una volta lestissimo Davide Banini, ma dicevamo non è un caso, perché poi serve anche reattività a rimbalzo. È una squadra che pare molto viva, vitale, questo Follonica. Bassano deve resistere, soprattutto deve trovare anche un canovaccio di gioco non solo imperniato sugli esteri di Victor Crespo, devono partecipare anche gli altri. La curva intanto continua nel suo mutismo, forse in questo momento serve anche una particolare pressione e incoraggiamento anche da parte della curva. Vedremo se questa astensione o questo sciopero bianco, chiamate un po' come volete, è legata soltanto al primo tempo. Certo che
Follonica ha cominciato con i concetti giusti in testa, non sicuramente con una squadra che si trascina alle scorie dell'ultimo KO. In questo senso Enrico Mariotti è stato bravo a resettare e a ripartire, perché la squadra ha profonda identità di gioco. Attenzione ancora una volta lo schema del tiro da fuori per andare poi a rimbalzo. Bassano adesso comincia a giocare, nel frattempo è entrato anche Scuccato, l'abbiamo detto prima, oltre che Mattia Baggio. Prova un po' a mescolare le carte Barbieri, gran botta di Diogo Neves, se la cava benone Menichetti. È stato Menichetti, faceva la ginnastica, un'altra figura, eccezionale Menichetti, davvero, perché era anche in parte coperto, ma soprattutto la pulizia della parata di Menichetti, perché senza minimamente scomporsi ha allungato il guantone, sembrava Mandrake, e veramente si è limitato a deviare quella che era una sassata, un vero missile. Menichetti è uno degli esponenti di maggior spicco della Nouvelle Vague, del ruolo del portiere qua in Italia, e quindi insomma complimenti a Menichetti, che ha fatto una paratona. Time out chiamato da Follonica, probabilmente Enrico Mariotti vuole riordinare un po' le idee. Perché ha visto che Bassano sta rialzando la testa, sta provando a giocare un certo tipo di hockey, un po' più offensivo, un po' più aggressivo, e allora giustamente Mariotti dice: sai che c'è, ci parliamo un po' su e poi vediamo come si mette, e vediamo di evitare di fare troppo ping pong di risultati. Chiaro che Bassano nelle ultime partite non ha mai particolarmente demeritato, ma il succo è che ha portato a casa quasi nulla, e allora d'accordo il calendario in salita, d'accordo certe prestazioni anche in parte iellate, ma poi se non porti a casa succo e polpa poi fai della gran fatica a portare a casa la buccia, che è quello che conta di più. E allora devono cominciare a cambiare registro sul piano delle prestazioni prima e poi dei risultati poi. Queste due gare, con Follonica stasera e con Trissino la prossima, saranno un po' degli spartiacque, perché dopo poi Bassano deve cominciare a fare dei gran punti, non pensare di portare a casa la sopravvivenza vincendo gli sconti diretti col Tieno, col Sandrigo o magari col Vercelli in casa, sempre qua al ritorno, ma i punti vanno fatti anche contro le squadre apparentemente fuori portata come Follonica, perché altrimenti la salvezza è davvero a repentaglio, perché poi nel girone di ritorno fare i punti è molto più difficile, vengono fuori dei risultati spesso sorprendenti, allora meglio stare all'occhio e evitare le cattive sorprese, anche perché ad esempio il Tieni di Marozin ha veramente cambiato marcia, quindi Bassano deve stare davvero tanto all'occhio. Seguiamo adesso questo attacco di Follonica sulla pallina persa di Bassano. Attenzione, il tiro da fuori viene in parte sporcato da Diogo Neves, poi era stato il tiro di Banini, ancora Diogo a provare a trainare i suoi. Diogo per Crespo. Adesso seguiamo Crespo che avrà il possesso, si fanno vedere gli altri lati del campo Diogo e Scuccato. Il tiro da fuori, attenzione di Diogo Neves recupera poi sfera, sta per prestare il fianco a un contropiede che è stato sanguinoso di Follonica. La botta da fuori di Scuccato, attenzione, pericolo, bravo Dal Monte a murare Banini, è stato eccellente Dal Monte su Davide Banini, che era galvanizzato ancora dal gol precedente. 8:49, 3-2 Follonica. È una situazione un po' strana non sentire per la prima volta all'inizio della stagione la curva a sostegno della squadra, ma è evidente che è una scelta di contestazione, una forma di contestazione silenziosa, quella adottata dagli ultra di Bassano nei confronti, crediamo, più della società che della squadra. Attenzione,
ricordiamo che i falli sono pochissimi, uno a favore del Follonica, 0 per Bassano, a scatto anzi del Follonica, 0 del Bassano, un rigore battuto e segnato da Crespo. Follonica è squadra guizzante, scattante, che fa male nelle ripartenze, è estremamente reattiva a rimbalzo, 8 da giocare, poi pallina persa da Bassano e quindi possesso per Follonica. Seguiamo adesso la formazione maremmana. Federico Pagnini sulla sfera, ma è pronto Mario Rodriguez, il suo rasoterra, e comunque tutte le seconde palle, come si suol dire, sono in mano al Follonica, nelle stecche del Follonica, e quindi quando tutti i rimbalzi, tutte le seconde palle, i secondi tiri sono in mano a Follonica, vuol dire che c'è comunque una reattività di fondo che è evidente. Quindi squadra che c'è sia dal punto di vista atletico ma anche da quello mentale, la squadra pronta, attiva, una squadra che ha tempi di reazione rapidissimi, 2 gol su 3 sono arrivati così peraltro. Vediamo adesso, ci prova Crespo che non può pescare il coniglio dal cilindro ogni assalto. Serve adesso il contributo di altri interpreti, sarebbe importante rivedere al gol Scuccato, che dopo le fiammate del girone di ritorno dello scorso anno non ha ritrovato lo smalto, l'impegno è massimale, la qualità di certe giocate anche, ma sul piano della finalizzazione Andrea può dare di più, lo sa anche lui perché è un ragazzo intelligente, ha capito per primo che il suo contributo dovrà essere diverso sicuramente nel girone di ritorno, magari anche già nel secondo tempo stasera, chissà. Tiro da fuori del solito Bagnini, del resto il gol del vantaggio è opera sua, quindi è legittimo che ci provi. 6:24, Bassano prova a riagganciare la faccenda già al termine del primo tempo, il tiro è sporcato e Bassano soprattutto dovrà calarsi nella nuova realtà, che poi nemmeno tanto nuova non è, poi, che è quella del pane duro della sopravvivenza, per pane duro e nero della sopravvivenza, perché la società era stata chiara in estate, l'obiettivo primario è portare a casa la pelle, salvare la pelle. Qualcuno si era illuso di poter strizzare l'occhio all'8° posto playoff, che invece è distante anni luce, e quindi adesso l'unico traguardo minimo e massimo deve essere quello di conservare il tesoro della Serie 1. Possesso di Follonica, adesso giro di palla prolungato, ci prova Paz, conclusione in diagonale sul palo opposto, attenzione, Bagar recupera sfera, sarà possesso per Follonica. 5:29, 3-2, ricordiamo. C'è una contesa e quindi possesso adesso di Follonica, tiro, anzi finta il tiro Paghi, vediamo manovra dietro la porta Follonica, ancora manovra perimetrale, c'è poi un contatto, reclama qualcosa, non reclama anzi niente Follonica, si lamenta un po' pazza, ma una roba giusta, nemmeno più di tanto. E adesso prova a tessere di nuovo la fila del suo attacco Bassano, è rientrato anche Michelino Panizza per Scuccato, prova a questo punto a elevare l'esperienza in pista Barbieri. È ancora una giocata simile a quelle precedenti, con la botta di prima intenzione da parte del numero 9 follonichese, vale a dire Marco Pagnini. Va detto che è un hockey molto molto pulito e lineare, quello di Follonica, bello anche da vedere perché
cerca di sprecare meno palline possibili, porta fino in fondo il suo attacco, va ad attaccare la porta sempre, ci prova dalla distanza, ci prova da dietro la gabbia, ci prova con qualche combinazione a tagliare fuori la difesa di Bassano, ha delle soluzioni variegate Enrico Mariotti. Del resto era giocatore di assoluto cerebro, viveva l'hockey da fuori classe assoluto, non si finisce al Barcellona perché hai vinto la lotteria, si finisce al Barcellona perché sei bravo, e allora sono situazioni che poi si fanno valere e pesano anche in panchina. Una volta in panchina sul pressing di Follonica c'è un brivido, c'è anche l'effetto ottico, perché era stato, ci pare, il numero 8 Stefano Paghi a minacciare la porta di Dal Monte, la pallina poi è finita sul retro della rete e quindi ha dato l'effetto ottico del gol sulla rete esterna. 3:29, momento di leggero impasse del match, c'è qualche fischio arbitrale. Seguiamo adesso l'attacco di Follonica. Ancora la formazione maremmana che manovra proprio con Federico Pagnini, poi adesso è stato Paz ha chiamato in causa Paghi e certamente non ha fretta di Follonica. Questa è la prima pallina persa un po' banalmente dalla formazione tirrenica, sono trascorsi esattamente 22 minuti e 7 secondi, quindi credo che Mariotti metterebbe la firma per una pallina persa per Sciocca ogni 22 minuti e 7 secondi. Attenzione, poi non riesce a concludere Scucato nella morsa della difesa tirrenica e si procede ancora con Follonica che diciamo non se la prende troppo calda, può anche lucrare un po' sul cronometro e cercare di arrivare all'intervallo avanti di uno. Vediamo adesso l'attacco con Paghi, giustamente prova a far muovere la difesa giallorossa Follonica e quindi anche perché spinge la formazione dello Stema ad aggredire un po' alto, ad andare a caccia della pallina. 1,55. Attenzione Barbieri, il tiro da fuori, sassata di Barbieri, bravo Menichetti che veramente dà l'impressione di non scomporsi mai e questo è un indubbio merito per un portiere. Nessun effetto scenografico, nessun guizzo ad esclusivo beneficio dei fotografi, ma solo l'essenzialità. Bravo Menichetti, perché già in passato era capitato di apprezzare questi anni, 2 o 3 anni che Menichetti sono arrivate 3 anni che è protagonista assoluto, e per tutti questi 3 anni va detto che Menichetti è stato veramente portiere, nonostante la giovane età, assolutamente ragguardevole, cioè con la forza del veterano e soprattutto è un portiere che non concede nulla allo spettacolo fine a se stesso, sa essere concreto, essenziale, pragmatico e davvero apprezzabilissimo, perché magari ci sta che in giovane età uno possa anche lasciarsi andare a qualche numero fuori programma, invece Menichetti è assolutamente concreto, solido. Vediamo adesso proprio Crespo, Panizza, attenzione, pallina persa, poi l'errore di Diogo Neves manda paradossalmente in tilt anche il controllore diretto, vale a dire Pagnini. Adesso 1 minuto e 11 da giocare, vediamo
niente, anche qua un contatto su Diogo Neves, ma assomigliava personalmente a quello di prima. Ancora Neves, poi ha provato l'1 contro 1, non gli è riuscita, attenzione, pallina, vediamo nel campo aperto c'è un fallo, secondo fallo di Bassano contro l'1 di Follonica, ancora una partita a basso indice di falli. 52 secondi, praticamente 53, perché sono 52,9 da giocare, avanti Follonica 3-2. Vediamo la formazione Maremmani, Grossetani, c'è Federico Pagnini, c'è Banini, vediamo poi la conclusione di chi sarà. Banini per Paghi, c'era anche Paghi pronto a raccogliere l'invito su punizione, la scelta di Mariotti di arrivare a giocare con più cronometro possibile col possesso di sfera, 36 secondi, non potrà arrivare all'ultimo tiro Follonica, ma potrebbe erodere secondi preziosi a Bassano. Panizza di fatto ha sventato, attenzione, bravissimo il rientro di Pagnini su Panizza, poi non riesce la combinazione con Diogo Neves, 11 secondi, possibilità per il Follonica e invece recupera Bassano, 7 secondi, Diogo Neves, vediamo, conclusione, bravissimo Menichetti, un secondo, finisce qua il primo tempo, partita combattutissima. Avanti Follonica 3-2, le reti le ricordiamo, doppietta di Davide Pasta e gol del numero 5 Davide Banini. Per quanto riguarda Bassano, doppietta di Victor Crespo, punteggio Bassano 2, Follonica 3, a risentirsi da qualche istante. Silvia Stibili, Andrea Bassi, bravissimi! Applausi, applausi per voi! Grandissimi, emozionanti! Tutto perfetto, loro uniti, bellissimi!
décidé de pardonner les erreurs qu'on fait, trop s'aimer. Or la petite fille m'a souvent te réclamé, presque comme une mère. Tu me bornes pour protéger. Je t'ai volé ce sort, on n'aurait pas dû partager. Bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué dans cette maison de pierre. Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Tu vois, je t'aime. Comme ça, tu vois, je t'aime comme ça. Marianna Souto, José Paolo Souto, bravissimi, prendete tutti gli applausi del nostro palazzetto. Di più, di più! Di più, bravo Claudio, di più. Beh, grandi sorrisi Claudio, quindi...
Luca Lucaroni. Secondo tempo qui al Palazzo tra Bassano e Follonica, il Follonica avanti 3-2, ma c'è la novità che la curva ha riacceso la spina della passione e nell'intervallo ha puntualizzato quello che era il motivo del silenzio nei confronti della società, di fatto una sorta di contestazione silenziosa, di sciopero bianco, mettetela come volete, per, attenzione intanto Follonica, per reclamare una società più presente al loro modo di vedere. Non sono contenti dell'andamento della squadra, nulla nei confronti dei giocatori, ma gradirebbero appunto una linea, una condotta societaria più marcata dell'attuale, e adesso sottolineano questo loro malumore, questo malcontento col coro prolungato "meritiamo di più". Hanno tenuto a ribadire che non è una protesta nei confronti dei giocatori, perché conoscono perfettamente la situazione, ma si vorrebbe una società differente evidentemente. Peraltro gli Ultra ha scritto a loro favore che quest'anno si sono sobbarcati tutte le trasferte, comprese quelle infrasettimanali anche lontane, e il loro apporto non è mai venuto meno. Insomma, una contestazione silenziosa e civile come è stata quella del primo tempo, direi che è assolutamente capibile, insomma, è fatta con il giusto atteggiamento, senza andare mai fuori dalle righe. Andiamo adesso di nuovo in presa diretta per raccontare questo Follonica che avanti 3-2 cerca evidentemente il colpo del break. Bassano non ci sta e ovviamente riparte. Attenzione, possibilità, Barbieri perde l'attimo giusto, avrebbe, a mio vedere, dovuto tentare la conclusione di prima battuta, ha aperto il gioco per Panizza, ma ormai l'effetto di superiorità numerica era venuto meno. Partita che è cominciata comunque a ritmi vertiginosi, giocati esattamente 2 minuti e 16 secondi veramente che sono volati in un battibaleno. La conclusione deviata di Diogo Neves, Bassano certamente più aggressivo, è ovvio che si prende dei rischi. L'unico aspetto positivo per Bassano è che il Tiene sta perdendo in maniera roboante a Forza dei Marmi 7-1, e allora direi che nella peggiore delle ipotesi la situazione questa sera rimarrà invariata, cioè Bassano a +1 rispetto a Tiene, mentre Trisner davanti a Sandrigo. Attenzione, possibilità 2 contro 1, Diogo Neves, niente da fare per Victor Crespo, che si è visto murare la conclusione da Menichetti, che ha fatto sostanzialmente 4 interventi questa sera, ma uno più efficace dell'altro, e quindi bravo Menichetti, l'abbiamo detto prima, lo ribadiamo adesso. Portiere che elude quelli che sono gli effetti speciali e
che l'ignora perché va solo di grande concretezza, di solidità, mentre la curva non si fa pregare e canta a squarciagola. Noi vogliamo il grande Bassano, che è un po' l'auspicio di tutti i tifosi che hanno a cuore le sorti giallorosse. Bassano ad avere la forza di restare in partita, perché è chiaro che un puntone stasera diventerebbe automaticamente un puntissimo, vista è un gran gol, questo è un gran gol, è una situazione veramente adesso raggelante per Bassano, sotto 2-4, che ha tirato di fatto da casa sua il giocatore del Follonica. Si tratta del numero 6, vale a dire Mario Rodriguez, che ha nelle sue corde la botta da fuori, e dopo 4-15 di fatto l'avevo chiamata io questa, vabbè dai, nel senso che abbiamo appena detto che è stato fondamentale per Bassano restare aggrappati alla partita, e invece dopo un momento di sofferenza Follonica ha pescato letteralmente il jolly con un tiro da distanza siderale di Mario Rodriguez, probabilmente era anche coperto dal monte. Diciamo che Follonica ha capitalizzato al massimo le sue occasioni, Bassano non è stato altrettanto bravo, perché obiettivamente questa squadra aveva una specie in principio di secondo tempo, aveva cominciato con i concetti giusti in testa, ci stava anche il pareggio, adesso deve cercare di non disunirsi, ci vuole pazienza. Piovere sempre, neanche può trovare sempre gol del genere Follonica, quindi bisogna avere lucidità e forza per reggere, anche se in questo momento serve qualcosa oltre del tiro da fuori. Poi subentra anche la frustrazione, perché quando fai un punto in 7 gare, in certi casi vedi che non sei premiato magari anche dalla prestazione, meriteresti di più e vieni condannato anche un po' su tutti gli episodi, dopo, come dire, scende la catena, diventa più complicato. Adesso francamente un altro tiro da fuori, Bassano deve più pensare di occuparsi degli scontri diretti, ma ogni partita deve diventare l'opportunità per provare a strappare punti, per iniziare a ragionare così nel ritorno, e magari già da adesso. Vediamo Barbieri. Deve probabilmente Bassano trovare il modo anche di vedersi pericoloso vicino alla porta, non solo col tiro da fuori. Peraltro la difesa di Follonica è munitissima. I falli intanto sono 4 Bassano e 1 Follonica. Giro palla prolungato di Bassano, che poi perde pallina, la recupera con Diogo Neves. Adesso servono veramente le giocate anche individuali degli altri protagonisti, Diogo, Scuccato stesso, magari Panizza. Tutti devono portare il loro mattone per rientrare in partita. Adesso proprio Diogo Neves alla pallina, chiama in causa Panizza, 2 contro 2, Diogo Neves poi spuccia la conclusione e non riesce. Attenzione, c'è una botta, ci pare proprio di Mario Rodriguez, no, di numero 9, Marco Pagnini. Vediamo se serve l'intervento dei sanitari. E si muovono gli uomini della Croce Verde, ed è in questo caso il medico del Bassano, il dottor Diego Ave, che va a sincerarsi delle conclusioni della situazione del giocatore follonichese. Lo invita a uscire, probabilmente
forse un piccolo taglio e richiede un pit stop in panchina. Diego Neves è un'altra persona. Diego Ave è medico ortopedico che anche nello staff medico del Calcio Vicenza, dopo essere stato per anni a Bassano, essere calcio, dell'hockey da altrettanto tempo, quindi ha un'esperienza sportiva smisurata. Lo ricordiamo che anni fa salvò letteralmente la vita nel corso di essendo medico anche della nazionale di hockey juniores giovanile, anni fa agli europei juniores salvò letteralmente la vita del commissario tecnico della nazionale tedesca di hockey colto da infarto. Lui affinò il defibrillatore e salvò letteralmente la vita al medico, al commissario tecnico Teutonico. (16:44). Fallo chiamato ai danni di Crespo. Bassano adesso deve cercare evidentemente una riscossa e dovrà trovare chiaramente il gol nel giro di qualche minuto, anche a 5 minuti alla fine, a patto di non prendere altri, per poi tentare il tutto per tutto. C'è la conclusione, attenzione, pallina rimbalza, resta lì, la recupera Victor Crespo, il tiro ancora ribattuta. Va detto che Follonica è comunque organizzato dietro, perché tutte le conclusioni finiscono in una selva di gambe, di stinchi, di ginocchia. Fa fatica proprio a trovare il pertugio Bassano. Allora la capacità del Follonica è quella di creare densità anche davanti alla propria area, anche in situazioni magari di inferiorità numerica, perché sa occupare mirabilmente gli spazi. Però che giocata che si inventa qua Scuccato, mamma mia, Andrea Scuccato cosa ha fatto? Minuto 9, la curiosità di questa serata, oltre alla giocata di Scuccato che ha veramente inventato una magata, con la M mi raccomando, una magata di Andrea Scuccato, l'abbiamo chiamato prima, un gran gol, e Scuccato a 9 minuti giocati trova il 4-3, un risultato che rende meglio quanto visto questa sera. Dicevamo, la curiosità è che questa sera sono stati segnati 3 gol al minuto 12 spaccato, al 13 spaccato di primo tempo e al 9 spaccato della ripresa, cosa abbastanza insolita a livello statistico. Cosa ha fatto Andrea Scuccato? Quando si chiamavano a gran voce le giocate a volte dei protagonisti, non lo possiamo chiedere a Nicola Sparvieri, che non ha esattamente una media gol da uomo d'area, però Scuccato ha i numeri come ce li ha Diogo Neves, e quindi ce li ha in parte lo stesso Panizza, e quindi tocca loro trovare. Mamma mia, Scuccato adesso è in stato di luccicanza, che è quel particolare stato che su ogni pallina che tocchi, attenzione, qua è clamoroso, questo veramente, l'arbitro era girato e non ha visto un fallo sulla balaustra evidente di Diogo Neves, fronte era girato, non è riuscito o meglio non ha potuto vedere il contesto, anche perché non ci risulta dotato di occhi dietro la nuca, e quindi era un fallo a nostro avviso evidente, che andava sanzionato in altra maniera. Vabbè, comunque inutile aggrapparsi adesso su alibi o menate del genere. Bassano deve sfruttare il momento così di fiducia, è stato di consapevolezza differente rispetto a pochi minuti fa, e comunque la differenza adesso la sta facendo di fatto la fucilata direttamente dal piazzale del Palasport che ha fatto Mario Rodriguez, che ha segnato dal parcheggio, e quindi è un gol che pesa tantissimo. 4-3, la curva chiaramente si è caricata a molla sulla rete di
Scuccato, che ha fatto una giocata esemplare, sono quelle che poi infiammano di passione il palazzo. Adesso c'è questo fallo combinato a Scuccato e sarà il quinto. E ci sarà un time out chiesto da Bassano e quindi Barbieri ci vuole parlare un po' su per trovare il modo di fiaccare ancora la resistenza toscana. E la curva è tornata sugli antichi regimi, e quindi calore, passione e grande slancio. Assolutamente il clima si è riacceso di nuovo. Bellissimo sottofondo. L'abbiamo lasciato ascoltare perché rende più di qualsiasi commento. La partita sta per riprendere e la curva a tavoletta ancora. La conclusione ancora di numero 6, Mario Rodriguez, che ha provato ancora a pescare la matta come prima, ma dicevamo non sempre poi è domenica, infatti stasera sabato sera. Gran numero di Crespo e Menichetti, che è il milord della porta, non si scompone, gli manca solo il paltò di cammello per definirlo un signore assoluto. Non fa una piega, non fa una grinza e para da califfo, veramente un grande. Strepitoso. Ripeto, è un giocatore che seguo almeno da 3 anni e ogni volta mi fa un'eccellente impressione. Non l'ho mai visto realmente in difficoltà, dimostra una freddezza, un comportamento tra i pali glaciale. Vediamo cosa viene assegnato. Attenzione, qua ha parato, la pallina poi gli è rimbalzata sul secondo palo. Vediamo cosa viene. I due arbitri la conciliano, la pallina sicuramente è entrata, vedere se è entrata tutto oppure no, si tratta di capire. Non viene dato il gol a Bassano, si erano già abbracciati i giocatori, ci pare il tiro fosse stato di Barbieri. Episodio concitato. Adesso Bassano deve perdere la testa, ha voglia di rimediare subito, deve stare attento. In effetti la pallina era scivolata, era sicuramente entrata, bisogna vedere quanto. Gli arbitri l'hanno giudicata non completamente dentro. Situazione che così lascia un po' di dubbio, tanto che uno degli arbitri l'aveva data, ci pare Fronte l'avesse data buona, non l'aveva data buona l'altro arbitro Stallone. Infatti lui ha preso la decisione poi di non assegnare il gol. Così dalla nostra postazione la pallina appunto era sembrata dentro, ma forse non completamente. Certo che
parliamo nell'ordine di qualche centimetro, quindi va detto in ogni caso che Bassano, che quest'anno ha avuto una sequenza di pali impressionante in tante occasioni, non ha, come dire, un refolo di vento a favore. Si prova adesso Scuccato, 11-19. Vediamo adesso Barbieri, la botta da fuori, Paghi ci ha messo il corpo, la stecca per ribattere. Adesso Bassano deve avere l'energia ancora positiva e non bruciare tutte le risorse. Vediamo adesso ancora Bassano che riproverà ad attaccare, si sta mettendo il cuore, sta mettendo grande voglia. Dall'altra parte Follonica non molla l'osso, bravo ancora Menichetti a opporsi. Nella precedente conclusione stavamo magnificando le sue doti, magari non era stato impeccabile, anche se ha avuto quel pizzico di sfortuna, e la palla era una palla avvelenata, quella battuta, se non ero da Barbieri, ma così a memoria. 10-0-2. Sta provando a produrre il suo massimo sforzo. Adesso accelera anche le conclusioni. È chiaro che se Bassano mantenesse questo tipo di intensità, questo tipo di qualità anche del gioco e lo dilatasse per le prossime gare, è giusto essere ottimisti. Però non deve avere le pause che ha avuto in certi momenti, insomma. Adesso francamente fai fatica fino a questo momento a scrivere colpe ai giallorossi. Attenzione, possibilità 2 contro 1, vediamo, non riesce a chiudere il colpo Victor Crespo, e Menichetti in ogni caso si riabilita dopo la mezza esitazione, chiaramente, non più di mezza esitazione di prima, e va a chiudere lo specchio proprio a Victor Crespo. Adesso ha capito lo stato di difficoltà, il linguaggio del corpo di Enrico Mariotti è palese, sta letteralmente scuotendo i suoi al time out. Ha visto i ragazzi in difficoltà, hanno arretrato il baricentro, stanno anche commettendo errori non da loro, e sta, come dire, suonando la sveglia. Mariotti non intende sciupare il patrimonio di una vittoria contro la veemenza del Bassano, che francamente adesso meriterebbe fino in fondo il pareggio per opportunità, per spinta, per pressione, però il tabellino è chiaro: 3 da parte di Bassano, 4 da parte di Follonica, e quindi Bassano c'ha da pedalare. Non è semplice, non è facile. E adesso Bassano per questi 9 minuti e 10 tenterà ovviamente tutto per tutto di riagganciare la partita, e non è assolutamente poco. E qua adesso vediamo se ci sarà la punizione secca. No, punizione basta. Sta veramente producendo il suo super massimo Bassano, meriterebbe veramente di interrompere un po' questa sequenza nera di 1 punto in 7 gare. Vediamo. La curva sta spingendo alla grande, botta da fuori di Diogo a fil di palo. Seguiamo adesso ancora la formazione follonichese che prova a congelare i ritmi, a freddare un po' la partita.
partita, fare in modo che la furia di Bassano si interrompa, far passare la bufera, insomma tutte quelle situazioni che sono congeniali a rimettere fuori la testa e cominciare a masticare l'hockey che è nelle corde della formazione grossetana. E quindi adesso seguiamo l'attacco di Folloni. 8 eventi da giocare, diciamo che il primo obiettivo del Bassano, quello di rientrare in partita, è stato ottenuto, però adesso c'è uno scoglio più difficile, è andato vicino lo Stema ad agganciare la parità, poi Stallone ha deciso diversamente, sono raddoppi puntuali, il pressing, vediamo, bella giocata ancora, attenzione, attenzione, ci potrebbe essere un cartellino, vediamo cosa intende fare Stallone. E Stallone estrae il cartellino blu, fallo ai danni di Crespo e ci pare Banini, sì, è il numero 7, anzi Federico Pagnini, che viene sanzionato. Vediamo adesso il rigore, anzi il tiro diretto di Diogo Neves. Il blu a Fede Pagnini. Discreta responsabilità per Diogo Neves sotto il 0-4. Tiro di Diogo, la parata di Menichetti, bravo assolutamente Menichetti. Palo pieno di Diogo Neves che ha provato a riscattarsi e quindi punizione di Diogo Neves, parata e poi palo sempre di Diogo, non è serata per lui fino a questo momento. Attenzione, bagarre, Mariotti non lo si contiene, se l'è presa con fronte per probabilmente una pallina battuta con pallini in movimento, immagino, perché adesso sta provando a far sfruttare il power play Bassano. È stato veramente ielatissimo, non tanto sulla prima conclusione, è stato bravo decisamente Menichetti, che ha il potere di non scomporsi, di non muoversi e parare tutto quello che gli arriva a tiro e non solo. Fa tutto con estrema disinvoltura, poi però è stato graziato dal palo perché la giocata di Diogo Neves era stata pregiata. Adesso chiaramente Bassano ha questo minuto e mezzo scarso in cui provare a colpire, di superiorità numerica, recupera in fretta pallina. Vediamo Diogo Neves, Crespo, Diogo, la botta da fuori, para ancora Menichetti che ha mosso leggermente la coscia e mamma mia, bravo davvero l'estremo di Follonica, rende facili le cose difficili, quindi è una gran dote quello di fare con semplicità le cose complicate. Adesso pochi ancora, qualche decina di secondi ancora per Bassano per sfruttare la superiorità, 6:44. Adesso fa rispettare le distanze fronte. È chiaro che anche sui dettagli qua possono fare la differenza. 6:44 da giocare, ci sarà una ventina di secondi a spanne ancora di superiorità per Bassano. No, anche un po' di più, no, un po' di più, anche una quarantina di secondi. È chiaro che è Bassano deve provare a recuperare pallini in fretta, vediamo. C'è intanto il sesto fallo di Bassano, il quarto invece di Follonica, attenzione, deve ragionare su questo attacco, muovere rapidamente pallina, trovare l'uomo libero
ci prova Diogo Neves, la recupera in qualche maniera, attenzione, esce bene dalla zona difensiva, però la recupera ancora Bassano, attenzione, e il gran gol, che gol, che gol, che gol, che gol, lui, Victor Crespo, parità, è la serata di Victor, mamma mia, e vuole festeggiare col suo pubblico, minuto esattamente il 18 e 43, 18 minuti e 43, c'è una fischiata di Stallone. E trova la parità al 18 e 43 Crespo con una sassata di giustezza. È un risultato che in questo momento è lo specchio fedele del quanto visto stasera, anzi se uno deve guardare proprio nel particolare ai punti, qualche colpo portato in più al centro del ring da parte di Bassano, che adesso sull'onda lunga dell'entusiasmo tenta anche di fare tombola. Crespo 3 gol su 4, ancora una volta una parata di Menichetti sulla linea, e adesso lo possiamo dire, direi che Bassano legittimerebbe anche qualcosa di più. Fronte si trova, chiede scusa, ma praticamente va lui a frenare un contropiede, ci mancava questa scena, un contropiede di Bassano con Crespo lanciato verso la porta, ci trova la sagoma di Fronte che si scusa, chiaro, se non fosse stato sulla traiettoria sarebbe stato meglio, però siccome non si può espellere l'arbitro per chiara occasione da gol, è una battuta questa, mutuando il calcio, vabbè, insomma, ci mancava anche questa, una scena un po' d'oggi le comiche, chiaro, però questo è paradigmatica della stagione di Bassano, che prende pali, prende veramente... E guardate qua, questo trova il gol il Follonica, una situazione pazzesca, da un possibile contropiede, una botta da fuori, il Follonica trova il gol con la numero 9, si tratta di Marco Pagnini, quando mancano esattamente 5 minuti e 11, quindi al 19:49 il tiro da fuori di Marco Pagnini e Follonica di nuovo avanti, e allora veramente viene da reclamare, o quantomeno da invocare gli dei del cielo, voilà, perché veramente è una situazione dispari, una cosa direi più unica che rara, contropiede a ottima posizione con Victor Crespo che è lanciato a rete sul 4-4 e trova sulla sua strada Fronte. Dall'altra parte invece Marco Pagnini, un altro tiro da fuori, veramente Bassano, va detto che alla voce Iella quest'anno sta girando tutto giusto, l'aspetto buono è che fra un po' comincia il 2019 e che veramente si può provare a voltare pagina, è per questo che uno poi teme anche un epilogo magari negativo, perché dice caspita, se gira così. Comunque adesso guai a piangersi addosso, grande parata ancora di Menichetti con la mano, era sulla traiettoria, grande senso del piazzamento di questo ragazzo. Partita comunque veemente, inappuntabile del Bassano in questo secondo tempo, non gli si può dire nulla. Adesso deve evitare di farsi ingolosire da qualche conclusione facile. Bassano ci prova Panizza, 4-0-6, 5-4 per Follonica, veramente una situazione anomala, perché su 4 pari davvero sta per accadere di tutto, e invece poi
Marco Pagnini ha trovato il gol, una posizione abbastanza disagevole. Chiaro che Bassano con questa intensità può dire la sua fino alla fine. Attenzione, gran contropiede, poi la pallina non riesce più a gestire la Panizza perché si impenna. 3:31, adesso serve davvero colpo di teatro per Bassano, anche se l'abbiamo visto prima. Follonica, che sembrava alle corde, dal cilindro ha trovato l'Eurogol, ma sul piano della prestazione veramente a Bassano non puoi dire niente stasera. Perché sono stati meriti di Follonica prima e poi quel refolo di vento a favore che non guasta mai se punti in alto, come le ultime due conclusioni. Il gol! E chi ha fatto gol? Beh, ha fatto gol nella circostanza il buon Diogo Neves, l'avevamo quasi implorato, giusto così, insomma, se esiste una giustizia, stavolta una sassata nemmeno da posizione impossibile, l'ha trovata al minuto 21 e 46, Diogo Neves a firmare il 5-5, un bel diagonale al veleno e insomma, giusto così ragazzi, va detto che e adesso ha l'occasione di nuovo, partita tambureggiante, poi non riesce più a perdere la maniglia per così dire Diogo Neves, tira da ogni posizione Pagnini. Adesso nessuna delle due si accontenta del pareggio, vediamo una battaglia che non sembra neanche tra una formazione d'alta classifica, da prime 4 posizioni, e una invece che sta arrancando per non retrocedere. Questo conferma lo stato comunque di salute dell'hockey italiano, del campionato italiano, che è bello da morire, io non mi stancherò mai di dirlo. E sbaglia chi non è presente ai palazzetti, attenzione! Contropiede sanguinoso e numero di Dal Monte stavolta. Dal Monte tiene in vita Bassano con una paratona su Pagnini, ma del resto non può essere sempre sole e come dire sempre domenica per Pagnini, che ha già pescato un gol pazzesco prima. Adesso nessuna delle due si accontenta, 1:52, vediamo se Barbieri dice ai suoi di spingere, ha fatto segno di provare a cercare il successo, quindi non si accontenta nemmeno Massimo Barbieri, forse vuole, questo sì, una gestione meno torrenziale del match e meno istintiva. 1:33, finta il tiro Diogo, sarebbe un falletto su Panizza, non viene ravvisato. 1:17, così l'impressione che magari le squadre adesso a 1:13 preferiscono non farsi male, ma magari verrò smentito da qui a 10 secondi. Pallina per Follonica. 1:2, probabilmente l'intenzione è quella di non andare forse a farsi del male, anche se il possesso prolungato di Follonica. C'è un time out a 54 secondi. Barbieri è scatenato in panchina, vuole dare le ultime dritte ai suoi e quindi è chiaro che è una fase concitata. Vedremo come vivranno le due squadre in questi 54 secondi, con un 5-5 che Bassano potrebbe essere anche contento, potrebbe essere gratificato da un punto che farebbe classifica, ma peraltro Bassano non vince dalla notte dei tempi, quindi avrebbe anche voglia di cercare qualcosa di più succoso. Però bisogna stare anche all'occhio, perché il Follonica tutte le volte che Bassano l'ha agganciato poi è stato letale. 54 secondi, godiamocelo tutto questo ultimo minuto. L'impressione che Bassano proverà a
tenere sfera, a preservare il controllo della situazione per poi prendersi un tiro abbastanza sicuro con buona percentuale. E sul 4-2, per come si era messa cara Grazia, aver centrato questo fino adesso 5-4. Attenzione, 29 secondi, 19 da giocare per Bassano, che non può arrivare fino in fondo. Ci prova Diogo, pericolo, Diogo a fil di palo, 17 secondi, ultimo possesso per Follonica, tiro da fuori, prova una conclusione con la deviazione, ancora 9 secondi, vediamo 6 secondi, vediamo 3 secondi, 2, 1, può provare l'ultimo tiro, la deviazione finisce qua, 5 pari, è un buon pareggio, anche se Bassano per ardore e spinta avrebbe forse meritato, anzi senza forse, qualcosina di più, ma dà segni di vita tangibili. Questa è una squadra che con le unghie che denti dovrà arrivare al traguardo della salvezza. Dopo ci saranno le interviste che poi seguirete anche in settimana. E allora, signore e signori, da parte mia, buonasera. You're going to tour the city? Yeah, please. Go. So tell us, what is it like to play in front of a home crowd at the Kalinga Stadium? It's always feel good, like whenever we came here. Especially like I played here like couple of good tournaments like a Champion Trophy, World Ground Final, and the crowd here is always crazy about hockey.